Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola pillola del vostro Marietto veneziano. Come vedete oggi faremo una pillola sulla situazione attuale, sul fatto che ad esempio in Svizzera da domani, dal 17 febbraio 2022, praticamente c'è libera tutti, quindi non ci sarà più bisogno del certificato Covid per andare nei supermercati o sul treno al bar a prendersi un caffè e quindi diciamo che la Svizzera ha tolto tutti i suoi recinti, i suoi limiti alla popolazione, no? E giustamente Lungimirante ha visto che la situazione è praticamente tornata quasi alla normalità, perché voi sapete benissimo che si contano anche tra i vari deceduti anche persone che magari avevano un cancro terminale, ma sono stati messi praticamente come se avessero il Covid, no? Magari avevano anche il Covid, ma non per il Covid se ne sono andate, no? Quindi le stime qui le fanno più che altro in modo oculato e si sono resi conto che di Covid oggigiorno la popolazione o per l'immunità di gregge o per quant'altro non ha più bisogno di queste restrizioni che appunto in altri paesi, tipo l'Italia, impongono ancora alle persone over 50 di vaccinarsi in modo quasi obbligatorio, perché se no non si lavora. Questo è un fatto grave perché ascoltando vari dottori, vari specialisti ci fanno capire che chi si è vaccinato fino al terzo booster sicuramente a livello del fisico fra qualche anno avranno qualche tipo di problema che oggigiorno non si conosce ancora. Però il vostro maledetto avete visto che ha messo la linea della vita, la mano, quindi se qualcuno si è fatto il vaccino, se qualcuno ha visto o è stato obbligato, o gli hanno fatto lavaggio del cervello, o l'hanno ipnotizzato, o perché l'ha fatto il vaccino, l'ha fatto l'amico di casa e adesso si rende conto che magari qualcuno purtroppo se n'è andato via in malo modo, può controllare la sua linea della vita, se è destro usa anche la destra, se è mancino usa la mancina, la mano mancina. Questo è un piccolo aiuto. Poi, chiaro che ci sono anche situazioni karmiche, no? Tanti anni fa mi spiegava il mio amico Dante, che suo padre non voleva che alcune persone fossero fermate per il semplice fatto che gente così era impossibile trovare, era così attaccata alla materia. E quindi molti maestrini, in un certo senso, stanno, tra virgolette, aiutando, ehm, in certe situazioni, cioè praticamente stanno aiutando chi ha un po' il karma nero a allontanarsi da questo mondo, in modo molto elegante, come diceva il capitano degli Alpini di Torino. Quindi questo è il primo punto, no? Quindi in Svizzera dal 17 febbraio 2022 cadranno le restrizioni. Questo è importante, è un grande passo che una piccola nazione sta facendo per potersi scrollare di dosso a queste regole. Invece nello Stato italiano purtroppo o perché sono sotto influssi da dittature farmacologiche o perché ci credono in un determinato modo o perché li hanno ipnotizzati, continuano a martellare in quella direzione. Bisogna anche considerare che se si ascoltano alcuni specialisti che lavorano al Ministero della Sanità, della Salute, mancano anche 53.000 infermieri, 10.000 medici, quindi il problema non è tanto che bisogna vaccinarsi, ma il problema è che nelle strutture ospedaliere manca proprio sia il personale che le strutture, no? E si vuole in un certo senso obbligare persone che non c'entrano niente a subire un vaccino che altri specialisti, fior di specialisti, dicono che fra qualche anno ne subiremo le conseguenze. Però voi, che mi state ascoltando, che segue il Marietto, guardate bene questa immagine, guardate la vostra mano e cercate di capire quanto è lunga la linea della vostra vita. Se poi avete fatto 3 vaccini e vedete delle righe in mezzo, qui in questa zona qui, allora vuol dire che effettivamente magari qualche problema del vaccino potrebbe nascere.
però non voglio fare terrorismo. Altro punto importante è la situazione in Ucraina, in Ucraina e la Russia. Cosa sta succedendo? Allora, lì la guerra ci sta già da 4-5 anni, se non di più, no? Ci sono già stati 15.000 morti, ma non è mai stata una guerra che è stata strillata sui giornali di regime. Adesso la Russia ha messo più di 100-150.000 soldati a dipendenza di Kiev, super armati al confine e sta spostando nel Mar Nero tutte le proprie flotte. E cosa hanno fatto gli americani? Gli americani per fare delle restrizioni hanno puntato sul cercare di mettere dei limiti economici alla Russia e uno di questi è stato di imporre prima di tutto l'obbligo di non, per l'Italia di non comprare più il metano dai russi se i russi invaderanno l'Ucraina. E questo concetto vale lo stesso per la nazione germanica tedesca. Quindi che cosa vuol dire? Quelli che saranno colpiti non saranno certamente i russi che se invadono l'Ucraina conquisteranno il terreno e poi non hanno certamente bisogno loro del metano, ce l'abbiamo noi. Già noi fra qualche tempo saremo confrontati con una situazione difficile di questi sierati che si sono fatti questo vaccino che sicuramente non tutti, ma una grande fetta avrà delle ripercussioni che ancora oggi non conosciamo. Quindi fra 2 o 3 anni la popolazione sicuramente sarà indebolita molto di più, no? Perché a detta di alcuni specialisti, la situazione sarà veramente difficile da affrontare, anche perché, come vi ho detto prima, già negli ospedali mancano 53.000 infermieri, 10.000 medici. Detto questo, voi vi immaginate anche che se la Russia dovesse invadere per disgrazia l'Ucraina, gli americani ci impedirebbero di prendere il metano e il gas russo e di conseguenza questo vuol dire che le centrali elettriche, che il metano in casa per riscaldare gli ambienti, per far insomma andare le industrie dell'Italia, ci sarebbe sicuramente un razionamento. Ma un razionamento magari potrebbe andare bene per qualche giorno, ma sicuramente non può andare bene per più giorni e figuriamoci se una guerra totale come quella che ha in previsione la Russia dovesse metterci in condizione di risparmiare l'elettricità Pensate solamente ai congelati delle industrie che produce appunto surgelati. Pensate solamente ai supermercati che non potranno più avere dei prodotti surgelati a lunga scadenza. Pensate solamente nelle famiglie quando si vorrà accendere, scaldare, fare del cibo, che non avremo più il gas. Quindi si convergeranno due situazioni. Primo, i sierati che fra un po' di tempo incominceranno a avere una, come si suol dire, una situazione difficile per il semplice fatto che si renderanno conto che è vero che le industrie Pfizer e quelle del signor Bill Gates stanno studiando anche dei nuovi prodotti per arginare questo prodotto, cioè praticamente creano il malato e poi inventano la cura, no? Però è vero anche che senza il gas, senza praticamente elettricità negli ospedali, la cosa sarà nettamente più difficile. Quindi questo progetto sembra quasi di creare una guerra civile in Italia, mettere uno contro l'altro. Già con questa storia del Green Pass la situazione non è stata facile per molti. Certo, alcuni l'hanno fatto perché sono stati ipnotizzati, alcuni l'hanno fatto perché sono stati terrorizzati. Purtroppo alcuni ci hanno già lasciato, hanno lasciato questo mondo, no? Questo pianeta, questa biglia blu, per il semplice fatto che karmicamente questo siero li ha allontanati. Però per tutte quelle altre persone invece che seguono il Marietto, hanno comprato il ciondolo, hanno comprato i vari sigilli, si sono messi nelle varie protezioni o hanno anche fatto i consulti, abbiamo valutato bene se la situazione per loro poteva andare, quelli non devono sicuramente aver timore di quello che sta arrivando. Certamente per tutti gli altri, come diceva mio papà, io penso ai miei figli, gli altri devono pensare ai loro figli. Per tutti quelli che non si sono attivati in tempo, per quelli che si sono fatti 3 volte il siero e non hanno mai fatto neanche un controllo a livello eterico o se potevano farselo o meno, e chiaramente le cose
come si suol dire, avranno un brutto risveglio. Invece per quelli che seguono Marietto già dal 2010, che hanno scaricato nel sito Capitano i vari circuiti di protezione, sicuramente qualcosina farà a livello eterico. Quindi aspettiamoci nei prossimi tempi, quello che farà la Russia. Se la Russia ci attaccherà, a noi ci mancherà il metano della Russia, ma non tanto perché i russi non vogliono vendercelo, ma per il semplice fatto che gli americani vogliono impedire questa soluzione. E chi ci smenerà non saranno sicuramente i russi, ma sarà l'Italia. Di conseguenza noi non possiamo più appoggiarci al gas libico perché ce l'hanno rubato i francesi e gli inglesi, e quindi ci aspetta sicuramente una guerra nella guerra. Già il capitano degli Alpini di Torino mi aveva spiegato quando ero giovane che quando cadrà il Movimento 5 Stelle nello stivale sarebbe arrivata l'anarchia. Bene, cari amici, ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito e alla prossima pillola. Ciao.